Giancarlo Galan, professore di educazione civica per immigrati. La cooperativa sociale Ecofficina di Battaglia Terme è pronta ad accogliere l'ex presidente della Regione Veneto in veste di volontario, qualora il Tribunale di sorveglianza di Padova accolga mercoledì della prossima settimana la sua richiesta di scontare la pena rimanente con l'affidamento ai servizi sociali. Opererà a contatto con i profughi, ma in un ruolo adeguato al suo livello di studio, quindi di pulire le stanze o lavare i piatti non se ne parla, probabile che venga impiegato come prof. Oggi ho saputo che Galan potrebbe andare a insegnare educazione civica agli immigrati. È come se Arsenio Lupin andasse a insegnare legalità ai bambini. Ma stiamo scherzando? Un uomo che si è macchiato della più grande tangente della storia d'Italia dovrebbe andare a insegnare come funzionano le istituzioni. Il Movimento 5 Stelle propone un'altra soluzione per l'ex ministro. Io ho solo un'idea per questa persona, perché la persona che ha distrutto l'immagine del Veneto nel mondo dovrebbe andare in galera per ripagare il danno d'immagine che ha fatto a noi, a tutti i veneti, a tutti i cittadini onesti, e non andare a fare un lavoro.